Eccoci qua, siamo qua con Davide Gavioli di Trissino. Davide, una bellissima partita, un primo tempo totalmente appannaggio di Trissino, poi si è vista qualcosa anche di monte. Sì, è stata una bella partita, spero che i tifosi siano divertiti. Siamo riusciti a gestire molto bene il primo tempo, poi il secondo siamo un po' calati mentalmente più che altro e il Montebello ha fatto un buon secondo tempo. Alla fine sono 3 punti importanti per noi perché continuiamo a macinare e a alzare la classifica, quindi va bene così. Un'altra cosa che ti chiedo è, questi continui impegni, ci siamo visti prima di Natale, giocate anche ogni 3 giorni, comunque si sentono tipo magari un calo nel secondo tempo, può essere anche dipeso da questo fatto che siete anche sempre sotto? Beh, sicuramente non è facile, ma è molto bello. Cioè, credo che chiunque vorrebbe essere al nostro posto, nella nostra squadra, a giocare questo tipo di partite, al Paladante che è sempre pieno per ogni partita che giochiamo. Però sì, effettivamente è un po' pesante, ma comunque ci alleniamo per questo. Cioè, noi ci alleniamo tutti i giorni per essere pronti a ogni partita, quindi non ci possiamo sicuramente lamentare. Io ti faccio i complimenti perché il sesto gol, quello al volo, è valso il prezzo del biglietto. Ancora complimenti e grazie a Davide Gavioli, in bocca al lupo. Ciao, grazie mille. Crepi Lupo.